Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Ok, credo di aver trovato un bel spiazzetto per noi, per le nostre prossime uscite, qui sperso nelle colline toscane. Adesso me lo puntino col GPS. Attento, bello, epico, praticissimo come tutti i punti che ti regala Singano, però attenzione, per terra va benissimo, diciamo che è un terreno che se piove o c'è umidità resti impiantato, ok? Però se ci arrivi in una giornata secca tipo adesso, cioè vai tranquillo. Poi guarda ragazzo, sempre qui c'hai il sentiero per farti tutte le stradine in mezzo alle colline senesi. Top sto posto, secondo me dovevamo fermarci. Vabbè, cosa volevo dire? Sei a mezza via in provincia di Siena. Qui siamo ai piedi di San Gimignano. Si voleva fare una sorpresa ai nostri amici barra clienti, la 99% di San Gimignano, che è un noleggio di bike, però è iniziato a piovigginare, il tempo insulso, quindi pranziamo e andiamo alla prossima tappa. San Gimignano l'avevo già visitata, però non in camper. È un posto che ti consiglio vivacemente. Noi lo saltiamo, i parcheggi sono estremamente caotici, sostanzialmente bisogna andare in un'area camper che è tipo 2-3 km dal centro, c'è il servizio navetta, per carità, non è bellissima, cioè non è che sia proprio panoramica e chissà cosa, però quella è l'unica soluzione, altrimenti guarda, 360 gradi, ci sono questi parcheggi un po' imbucati, gratuiti, sempre a 2-3 km di distanza dal centro, però io non so quanto mi fiderei a lasciare il camper qui. Ok, ecco, adesso appena Ezio ha finito un attimo di fare la van life qua, andiamo a Volterra ragazzo, ti vogliamo portare a Volterra per poi, se il tempo ce lo permette, il tempo sia meteorologico che cronologico, vorremmo fare questa esperienza con la 99% di andare con l'e-bike nella via Francigena in zona San Gimignano. Deve essere, secondo me, tanta roba. Loro carini mi hanno invitato un sacco di volte, però sai, non abbiamo mai avuto l'occasione. Adesso l'occasione c'era, vediamo. Vabbè dai Singano, taglia Dio caro, non è che ti accontami a tua vita, analisi e sangue, no vabbè dai, pazzesco, io no. Il caffettin, tum, butta sulla mocca col caffettin. Ha! Vuoi non pensarti il caffettino con la vista delle colline senesi? No, non si fa, bisogna pensarsi il caffettino. Benvenuto ragazzo a Volterra. You are so beautiful, to me. You are so beautiful, to me. Can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful, to
aspetta perché abbiamo la recensione del nero di Volterra. Mi ha detto, cioè, se è Volterra cosa vuoi prendere? È molto denso, Sì, corposo. Andiamo a fare la Miller dopo, perché dopo Miller... esatto. Oh, grazie, gentile. mille. Poi Miller poi mi fa le Grazie critiche. mille. Molto gradoso. Gradoso, che non Cioè, significa a grado, che è di grado, esatto. vabbè, No, sì. perché Io ho anch'io dei pensavo- termini impropri, sicuramente Miller mi correggerà. Cosa c'entra Gradara? Invece no, è proprio Gradara il no. discorso. Sì. Sì, no, Ah, proseguiamo. aspetta, emergenza, notizie dell'ultima ora, Esatto, non so che definizione è leggermente caramellato. leggermente caramellato, cioè è bello, Sì, sì. leggermente Buon vino, caramellato. buon vino, consigliamo. E try? Sì. Questo è il bel ricordo che avevo di Volterra, anche se fatto con una persona che la mia ex che mi stia proprio i coglioni, ma ha il suo fascino, ha veramente il suo fascino. Però la cosa positiva di quell'ex è che non mi ricordo Adesso se chiaro? eravamo ubriachi, sì esatto, proprio Dov'è qua Ezio? siamo Viene Ezio, stati. sta fuori. Non lo so, è lì che dice che è un borgo come gli altri. E Quindi su Ezio sei eravamo andati dentro un palazzo a caso e giravamo per i corridoi di non so cosa, quello è un bel ricordo che ho. E adesso provo a rifarlo con Marco, basta che non si mette strane idee in testa. Questo cos'era? Un museo? No, questo sono gli uffici del comune. L'ufficio. Gli uffici del comune, ok. Perché c'ero stato una volta, quindi ero stato negli uffici del comune. Ok, grazie mille, buona serata. È sempre comune. Perché non c'era nessuno quella volta. Vabbè, c'è qualcuno adesso. Vabbè, metti il 2, proviamo un altro piano. Ci ha sgamato. No, ma metti il 2, Marco. Che bel due. Urbanistica inizia sportiva, tu dire. Ah, edilizia privata, ecco. Non sta a dire che c'è stato un'altra volta, sennò è troppo. No, cercavamo l'edilizia privata. Quando pensavo di sabato, privatizzare. pomeriggio. Pensavo di privatizzare il mio pulmino. Mi piace. Perché io mi ricordo che ho girato tutti i corridoi di tutte queste robe. Accendere le luci. Proviamo l'uno. Sì, ma non so. E mi ricordo anche delle scale. C'è un'altra porta aperta. E sta tutto aperto qua. Foto secondo I me. Etruschi che hanno praticamente fatto qui i lavori per i romani. Ah, quindi erano I romani avevano una caratteristica molto particolare. di inculare la roba agli altri. No, e andavano, dominavano a guerra e fiamme, però lasciavano spazio per continuare le loro capacità all'interno della casa romana. Per cui loro hanno rubato, hanno fatto su parecchie robe che hanno conquistato. Cioè tipo si sono pinciati la terra degli Etruschi, però hanno detto tu etrusco, io ti comando e continui a fare le cose etrusche. Esatto. Ok, cioè puoi continuare a etruscare mentre io mi prendo le redini del tuo paese e della tua vita. Che simpatici. Caramelle, non ne voglio più. E questo anfiteatro è stato costruito da un altro, ossia dagli Etruschi, che c'erano prima dei Romani. Ah, guarda qua, un'antica rappresentazione degli Etruschi, vedi? Che erano lì che non gliene sbatteva un piffero, infatti vedi lo stanno suonando, anzi due contemporaneamente, non è che li sbattevano diciamo, e poi sono arrivati i Romani e li hanno pinciati via. Vedi, anche qua, che continuano a spiegare, vedi quella a sinistra spiega, dice guarda, vedi che non gliene sbatte un piffero, vedi? E l'altro che dimostrava il discorso del piffero. E anche stavolta posso dire, lì io c'ero, cioè, poi mi ha mandato via, ok, però quello è un altro discorso. Anch'io. Questa cosa qui e ci è piaciuta assai, è una delle mie canzoni preferite. Ha finito, quella di Zucchero quando diceva che è un peccato morire. Comunque, buon ricordo che ho della Toscana, sono crostini misti, Come non fantastici voglio che sono uscito nel nome. e molto buoni i formaggi,
con il miele e una salsa di pepe. Che bello, voglio documentare e ricordare una cosa che è importantissima per tutti, ok? O meglio, stiamo parlando di una sciocchezza, però ciò che ci sta dietro è il sillogismo, che è una cosa molto importante, ok? Allora, abbiamo preso tutti e tre la cacio e pepe. A me sinceramente non fa impazzire, però non volevo carne, quindi ho preso questa. Marco, molto deluso, gli dà un voto 4. Ezio, molto soddisfatto, gli dà un voto 9. Quindi vedi, la stessa identica cacio e pepe ha tre interpretazioni completamente diverse. Mamma mia, che mangiata e che seppa! Mamma, mi si incrociano gli occhi, porca trottazzi che non devo guidare. Allora, vedi che adesso si è riempito tutto, perché hanno detto dai che c'è il singolo, vai che lo singolo, e tutti quanti, c'è ricordo il barista che urlava, gente a fuori, c'è il singolo, e tutti quanti dentro. And my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girl.